Buonasera a tutti e un benvenuto a chi si è collegato a questa prima trasmissione sul canale YouTube del nuovo sistema di streaming che abbiamo predisposto come comune mediante un finanziamento avuto da parte del governo. Questa ovviamente è la nuova frontiera della comunicazione in era pandemica, quindi ci siamo adeguati anche per poter consentire di utilizzare questo strumento, oltre che alla collettività, anche come sistema di relazione tra l'attività dell'amministrazione e il cittadino, che cosa che faremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Inauguriamo questo sistema con la proiezione di un concerto bellissimo che è stato organizzato dall'assessore alla cultura Cristina Giusti e dal consigliere alle pari opportunità Giuliana Alfieri, che poi dopo entreranno nello specifico. Io voglio solo comunicare che questa opportunità di dialogo con l'amministrazione sarà molto più efficace se attraverso gli strumenti di messaggistica messi a disposizione del Comune vi accreditate con la registrazione, così quando arriveranno i messaggi per gli eventi potrete partecipare, ovviamente sulla base del livello di interesse degli argomenti che tratteremo, numerosi anche per essere coinvolti nell'attività amministrativa. Per ultimo voglio solo farvi notare l'arredamento della nostra sala consiglio che è stato predisposto per questa occasione e sullo sfondo la donazione che ci è stata fatta dall'artista Alberto Goglio dell'Accademia delle Belle Arti di Brescia, che ha impreziosito moltissimo la nostra sala consiglio. Detto questo vi auguro una buona serata e passo la parola all'assessore Giusti. Buonasera a tutti. Il concerto che andremo appunto ad ascoltare, accompagnato da degli splendidi scatti fotografici, vuole essere un momento di valorizzazione del nostro territorio. Ricordiamo che i monumenti, i paesaggi, le strade, le chiese e quant'altro voi vedrete in questo, diciamo, percorso artistico-culturale del nostro paese, vuole essere proprio un momento per valorizzare e per riflettere sui nostri beni culturali. E sappiamo che la cultura di Mozzecane è molto ricca, e è ricca sia da un punto di vista, diciamo, paesaggistico, ma anche da un punto di vista strettamente artistico e culturale. Lasciamoci quindi guidare dalla meravigliosa musica, dal grandissimo canto e soprattutto anche dalla soave poesia, e andiamo ad apprezzare con particolare, diciamo, partecipazione sentimentale a quello che è la nostra ricchezza del paese. Sappiamo che Mozzecane, con tutti questi suoi bellissimi monumenti, chiese e palazzi, è uno dei luoghi più tipici, più caratteristici della nostra pianura, la pianura padano-veneta, qui al confine con il territorio mantovano. Quindi auguriamo a tutti un buon ascolto e una buona serata. Grazie. Passo ora la parola alla mia collega Giuliana, consigliere alle pari opportunità. Grazie e benvenuti. Allora, quest'anno il Marzo Donna si apre con un evento unico per noi, molto particolare nel suo genere. È un concerto in questa sala consiliare già bella di per sé, le donne, i cavalieri, l'armi e l'amor. È un concerto che vuole aprire proprio il Marzo Donna, che è un filone dove vede le donne cardine proprio per tutto il mese di marzo. È un concerto di pianoforte e violino ad opera di 3 donne, 3 musiciste che hanno all'attivo ben 300 concerti. Sono una mamma e una figlia. Maria Rita Schenato è la professoressa, che è un soprano ed è anche una pianista, sua figlia Maria Boscaro che è pianista ed è anche maestro concertatore, e la violinista Serena Kien. Il loro repertorio parla di donne che sono protagoniste di opere liriche ma anche di musiche strumentali, che possono essere tranquillamente contestualizzate, ecco, storicamente descritte a quel tempo ma anche nei nostri giorni, perché sono donne che vogliono ribellarsi al loro destino, che prendono in mano la loro vita, che gestiscono una situazione con determinazione e consapevolezza. Le loro opere quindi ci incanteranno. Vi lascio appunto ad un buon ascolto e vi auguro appunto una buona serata. L'opera Il Giustino di Antonio Vivaldi
è del 1724. Ma chi è il Giustino? E Giustino è il classico esempio del giovane pieno di ideali, che anche se vive nella semplicità di una vita in campagna, sogna i grandi momenti eroici, di diventare un grande combattente, un grande guerriero. E l'occasione gli viene fornita proprio perché gli appare nell'opera la fortuna. E Vivaldi, in quest'opera, utilizza proprio la musica della primavera, il famoso concerto del cimento dell'armonia dell'invenzione, l'opera 8, perché Vivaldi in quest'opera usa la tecnica del riciclaggio, ossia recupera molti brani di opere precedenti, sia vocali che strumentali, che aveva utilizzato appunto in passato. La fortuna gli rivela che avrà questo grande, il suo sogno si compirà. Allora lo invita ad andare a palazzo. Questo palazzo è anche questo una dimensione antistorica, perché storicamente viene posizionato in un non ben precisato impero romano d'Oriente, ma non si capisce bene dove sia. Pare che sia un Bisanzio, quindi facciamo finta anche per noi, per gli ascoltatori, che sia Bisanzio. Giustino, mentre si sta recando a Bisanzio, incontra una fanciulla che è aggredita da un orso. La salva e la libera dall'orso. E la fanciulla altri non è che Leocasta, la sorella del re di Bisanzio Anastasio, la quale, colpita dal coraggio del giovane e sentito i suoi ideali di diventare un guerriero, lo invita a palazzo. Quando arrivano a palazzo, la presenta al fratello e all'Anastasio, appunto, e alla moglie Arianna, la quale però ha un'esperienza di sofferenza perché è insidiata da un cortigiano, il quale riesce a rapirla, e poiché Arianna si rifiuta costantemente di sottostare alle sue brame, la lega a una rupe per dire: verrai divorata da un mostro terribile. Si sente infatti dopo un po' il terribile urlo del mostro che sta per avventarsi su Arianna. Ed ecco allora che Anastasio, scusate, il marito, con appunto il Giustino, si lanciano, prendono la nave e cercano di raggiungere precipitosamente lo scoglio, ma la nave fa naufragio. E solo Giustino, grazie al suo ordimento, riesce a raggiungere il mostro e a ucciderlo. Leocasta finalmente potrà coronare il suo sogno d'amore con Giustino, il quale diventerà il capo delle guardie del palazzo di Anastasio. L'opera fu musicata successivamente anche da Georg Friedrich Händel ed ottenne comunque un grandissimo successo. Oh
La Griselda di Antonio Vivaldi è un'opera che riprende l'ultima novella della 10ª giornata di Giovanni Boccaccio nel Decameron. Si tratta di una rielaborazione anche un po' simpatica della celeberrima novella boccaccesca, solo che nel Boccaccio il protagonista era Gualtieri, marchese di Saluzzo, che si invaghisce di una pastorella semplice che si chiama appunto Griselda, e però vuole metterla alla prova e vuole vedere fino a che punto ella lo possa amare. Quindi non solo non la sposa, ma la tratta malissimo addirittura. E nonostante abbia avuto da lei prima un figlio, la illude di poterla sposare successivamente, ma prima deve rinunciare al figlio. Griselda, che ama tantissimo suo marito, accetta anche questa rinuncia, il sacrificio terribile di una madre che cede il proprio figlio, che viene abbandonato chissà dove. Continua l'amore di Griselda per Gualtieri, ma nonostante nasca successivamente una bambina, Gualtieri non è ancora convinto e addirittura dice che se Griselda ama veramente suo marito deve permettergli di ucciderla. Griselda, disperata, accetta anche questo pur di avere il suo amore per Gualtieri. Non ancora contento di questo, Gualtieri le annuncia dopo qualche tempo la sua decisione di volersi sposare con un'altra donna. E Griselda accetta anche questo. E quando Gualtieri dice sì, ma io adesso voglio che tu te ne vada, Griselda chiede soltanto la camicia da notte della prima notte di nozze, affinché sia per lei il ricordo meraviglioso dell'amore che aveva vissuto con Gualtieri. Gualtieri in realtà non aveva né abbandonato il figlio né ucciso la figlia. In realtà li aveva dati al fratello che li allevasse ed è proprio la figlia che torna giovane, pronta per le nozze e che viene presentata da Gualtieri a Griselda come la futura sposa. E Griselda sarà soltanto la cameriera, la serva della futura sposa. A quel punto, quando Gualtieri capisce però quanto Griselda ami il marito, si rende conto veramente di essere stato sciocco ad aver sprecato tutto questo tempo e le dichiara il suo immenso amore e le mostra che i suoi 2 figli sono vivi e che possono dividere con lei le gioie di un vero grande amore. Oh
Adelaide di Borgogna. Adelaide di Borgogna, anche questa è un personaggio realmente esistito, ovviamente figlia dei duchi di Borgogna, era andata in sposa a Lotario II, che attraverso varie generazioni risaliva addirittura a Carlo Magno come a nobile prosapia. Il matrimonio era stato breve, felice, ma quando morì Lotario II lasciò un figlio che era ancora troppo piccolo per governare. Quindi Adelaide resse il controllo del regno. Siccome Lotario II aveva il titolo di re d'Italia, Adelaide divenne la regina d'Italia. Nel frattempo, un altro grande feudatario la insidiava, volendola sposare solo per ragioni politiche per avere il titolo, che si chiamava Berengario. E questo, appunto principe di Lotaringia, voleva a tutti i costi avere, marchese del Friuli, voleva a tutti i costi impossessarsi anche del titolo di re d'Italia, ma per far questo avrebbe dovuto sposare Adelaide. Adelaide allora cerca rifugio da qualche parte e si rivolge a Ottone I, che sposa nel 951. Ottone I non colpisce crudelmente Berengario, ma ovviamente protegge Adelaide, la sua sposa, la quale gli dà un figlio, Ottone II, il quale prenderà ovviamente il titolo, mentre Ottone I si tiene il titolo di imperatore del Sacro Romano Impero della nazione germanica, Ottone II prende il titolo di re d'Italia. Il titolo di re d'Italia però si rende vacante purtroppo quando nel 1973 Ottone II muore, lasciando un bambino ancora troppo piccolo e la vedova Teofane, che era la figlia dell'imperatore di Bisanzio, regno quindi impero romano d'Oriente. A questo punto le due donne reggono le sorti del regno per parecchio tempo, fino alla maggiore età di Ottone III. E finalmente, quando Ottone III sale al trono, molto riconoscente, permettetemi di dirlo, nei confronti della madre, la relega in un convento ad Alzana, la nomina badessa e lì nel 999 Adelaide morirà badessa di questo convento di Alzana.
Semiramide, celeberrima opera di Rossini, ma anch'essa si rifà a un personaggio storico realmente esistito. La regina Shamuramat, regina assira, sulla quale gli storici stessi furono molto ambigui. Per Erodoto fu una grandissima regina, visse più o meno nel IX secolo a.C., nell'800-880. E questa Shamuramat noi la conosciamo perché abbiamo una reminiscenza dantesca, quando nell'inferno, nel girone dei lussuriosi del canto quinto celeberrimo dantesco, Dante individua proprio un personaggio e dice: lei Semiramis, che libito felicito in sua legge per torre il biasmo in cui era condotta. Ecco, questo va spiegato. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Semiramide passò nella tradizione storiografica cristiana come una donna di facili costumi corrotta, quando in realtà non era così. Poi la corruzione dei costumi consisteva nel fatto che, secondo una tradizione, impose a tutta la sua popolazione, ovviamente maschi e femmine, dei vestiti lunghi che coprissero, delle tuniche lunghe che coprissero sia le braccia che le gambe. Secondo una tradizione, questo sarebbe stato perché lei, che era sposa di Nino, il mitico fondatore di Ninive, avrebbe poi, dopo averlo probabilmente ucciso e preso quindi il suo regno, con uno stratagemma che Erodoto ci racconta molto interessante, perché vale la pena di ascoltarlo, aveva chiesto a Nino la possibilità di essere regina per un giorno. Nino aveva accettato, colpito dalla straordinaria bellezza di Samuramat, e Samuramat chiese: ma posso veramente fare tutto? Certo, disse Nino, per un giorno sei la regina e tutti i tuoi ordini, tutti i sudditi del mio regno dovranno obbedire. E il primo ordine che Samuramat diede fu: arrestate il re e uccidetelo. Quindi non passò ovviamente come una figura nobile e generosa, ed ecco perché la tradizione cristiana l'ha resa ancora più libidinosa, l'ha resa ancora più peccaminosa. Allora, proprio perché Nino aveva lasciato un figlio, un erede, ella si era impossessata del regno o per la maggiore età del figlio o per non far... a un certo punto il figlio sparì dalla scena. E quindi sembra che ella si sia camuffata con questi abiti lunghi proprio per evitare che si vedessero ovviamente le differenze somatiche tra il corpo di una donna e il corpo di un uomo. Ma per evitare questo impose a tutto il suo popolo, uomini e donne, di vestirsi con questi abiti lunghissimi. Ed ecco che allora, perché Dante dice libito felicito in sua legge, perché Dante vede questo atteggiamento degli abiti lunghi come libidinoso. In realtà era un atteggiamento politico che ovviamente Shamuramat impone per questo motivo. L'opera di Rossini viene trasformata, anche questo è un dramma storico romantico, in cui Shamuramat, che diventa Semiramide ovviamente, è innamorata di un giovane di cui non si conoscono bene le origini. Scopriremo durante l'opera che il giovane altri non è che il figlio di Semiramide e di Nino. Il figlio che nobilmente sentiva un'attrazione per la sua regina, ma era un'attrazione di ammirazione, di devozione, quasi una devozione filiale. Semiramide invece ha un trasporto erotico nei confronti del figlio, il quale però ovviamente ama un'altra fanciulla che si chiama Azema. A questo punto Semiramide, per cercare di riconquistare questo suo giovane amore, che nell'opera si chiama Ninia, viene a proclamare al suo popolo che secondo l'oracolo del dio lei sarà la regina e Ninia sarà il re.
Azeba è disperata e vuole togliersi la vita. Però, ecco il deus ex machina dell'opera, compare, emergendo dalle profondità della terra, compare l'ombra di Nino che dice: Ninia regnerà solo quando i miei assassini saranno puniti. Ninia indaga per tutta l'opera fino a scoprire che l'assassino di suo padre è appunto il perfido Assur che aspirava al trono, e la madre Semiramide. Ninia vuole uccidere Assur, ma non ha coraggio di uccidere la madre. Assur si rifugia allora nella tomba stessa di Nino, credendo che lì non sarà trovato. Ma in realtà lì arriva nelle tenebre, arriva Ninia e con un pugnale trafigge il corpo che si vede davanti. Quando tutti arrivano sulla scena alla fine dell'opera, si scopre che quella che è stata trafitta è proprio Semiramide, la quale concede ovviamente il perdono al figlio Ninia, il quale si può sposare finalmente con l'amata Azema.
Caterina Corner. Chi era costei, per dirla con il cisposo tono di Don Abbondio del Manzoni? Ecco, era un personaggio realmente esistito. Era la figlia di una nobile famiglia veneziana, era nata nel 1485 e a soli 14 anni andò in sposa a Giovanni II di Lusignano, re di Cipro. In realtà la questione si inseriva in un ambito politico. Venezia voleva mettere il piede nell'isola di Cipro e questo era l'unico sistema. Poi, come sempre accade negli eventi storici, le rivoluzioni vengono create dalle volontà politiche convergenti o divergenti. In questo caso, non appena Caterina arriva a Cipro e viene proclamata regina, dopo che Giovanni è stato obbligato da Venezia a accettare il matrimonio, ecco che scoppia una rivolta che porta alla morte del Lusignano. Venezia interviene con scopo di pace perché deve chiarificare al popolo la reazione interessata delle fazioni divergenti. E notate la somiglianza con purtroppo eventi troppo recenti, quando si interviene per dare la pace, per porre la pace tra le fazioni. E quindi interviene e pone sul trono Caterina, e arriva il capitano navale Mocenigo, che successivamente diventerà doge, e impone sul trono Caterina con la presenza ovviamente di Venezia. Poi a un certo punto, quando Caterina non serve più, è costretta da Venezia, del Consiglio dei 10, a lasciare ovviamente la reggenza a favore del figlio, che nel frattempo è diventato grande, e è costretta a ritirarsi. Prenderà come compensazione il titolo di signora di Asolo. Si ritirerà ad Asolo, dove morirà nel 1510.
Elisabetta nel castello di Kenilworth è un'opera del compositore Gaetano Donizetti del 1829 e si ispira a un racconto, si chiama novel, che noi quindi possiamo chiamare anche romanzo storico, di Sir Walter Scott, il quale a sua volta si rifà a una delle 3 visite, per l'occasione proprio l'ultima, che Elisabetta compì nel 1515 nel castello che aveva donato al suo favorito, il conte di Leicester. L'opera inizia proprio in questo modo. Elisabetta annuncia il suo arrivo al castello di Kenilworth, ma Leicester, che vuole assolutamente i favori di Elisabetta, le nasconde di essersi sposato con Amelia e quindi la affida a un suo scudiero, il quale è segretamente innamorato di lei. Quando Elisabetta scoprirà la tresca, scoprirà che Leicester è sposato, andrà su tutte le furie. Cercherà addirittura di eliminare in qualche modo Amelia, ma alla fine ritroverà il senno di grande regina quale fu e concederà appunto il matrimonio, che tra l'altro era già stato celebrato, tra Amelia e Leicester.
l'opera Capuletti e Montecchi non avrebbe nemmeno bisogno di una presentazione, se non fosse che c'è bisogno di una chiarificazione, perché molti ritengono che sia tratta da Shakespeare. In realtà la storia veronese che Luigi da Porto nel 1512 propose al pubblico per la prima volta, non parlava né di Montecchi né di Capuletti, lo ambientava proprio a Verona, erano certo due rampolli di famiglie rivali. Fu poi ripresa dal Bandello, il quale allora decise di spostare il teatro di operazioni verso Montecchio, che era anche molto più vicino alla residenza del suo castello. E così nacquero i Montecchi in opposizione ai Capuletti. Successivamente questa storia impressionò talmente tanto per la genuinità dei due amanti e il loro tragico destino che venne tradotta in molte lingue, compreso anche l'inglese, e attraverso la traduzione inglese si arrivò alla figura di Shakespeare. Ed ecco quindi che Shakespeare ne fece quel dramma meraviglioso che tutti conosciamo. Ma ci fu anche Lope de Vega, che ne fece poi un'ulteriore versione che si intitolava proprio Monteculos Capuletes, cioè l'aspetto proprio che viene ripreso della contrapposizione delle due famiglie. Da quel momento i Capuleti erano appunto i familiari di Romeo, i Montecchi i familiari di Giulietta, e cominciarono le loro lotte che ancora adesso vanno avanti nel ricordo e nella tradizione delle opere meravigliose che hanno immortalato per sempre i due giovani.
Thank